Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi è il giorno in cui scopriremo se l'Italia è ancora pienamente una democrazia liberale compiuta in cui si può perseguire un'agenda politica presentata agli elettori, apprezzata dagli elettori e poi infine realizzata su un tema chiave della contemporaneità che è l'immigrazione incontrollata, i flussi migratori clandestini, perché questa è la cornice. E il fatto ovviamente è che oggi dovrebbe perché esiste la possibilità teorica di un ulteriore rinvio, e non so cosa si debba esaminare ancora quando la fotografia dell'accaduto è lì da vedere, ma comunque dovrebbe essere il giorno della sentenza a carico di Matteo Salvini sul processo Open Arms. Come sapete ormai a memoria, purtroppo la richiesta dell'accusa per Matteo Salvini è stata di 6 anni per il reato di sequestro di persona. 6 anni in questo paese non li fa uno stupratore, non li fanno, criminali palesi. Allora però ci è utile, in attesa che arrivi la sentenza, riepilogare un attimo i fatti e poi il racconto schizofrenico che ne è stato tratto. I fatti anche lì sono arcinoti, ma è bene ribadirli. Open Arms, questa nave della ONG col suo carico di migranti, non si rivolse allo Stato di cui batteva bandiera, la Spagna. Non lo considerò neanche come possibilità teorica, proprio no a priori. Non accolse il suggerimento di Madrid di andare in Tunisia, che come dire risultava geograficamente lievemente più vicino dell'Italia. Non andò in Tunisia, rifiutò l'offerta di Malta di far sbarcare i migranti, tant'è che in una mail ufficiale le autorità della Valletta accusarono Open Arms di bighellonare, tra virgolette, attraverso il Mediterraneo con questo carico di disperati. Sembra, se ne ricava la lievissima impressione che l'obiettivo fosse arrivare comunque in ogni caso a priori in Italia, perché in quel momento c'era una battaglia politica, cioè c'era un'Europa ancora preda del dogma dell'accoglienza a prescindere, con le coste italiane però, perché poi ovviamente gli altri stati presidiavano i confini, ma nella retorica, essendoci di mezzo le coste italiane, erano per l'accoglienza a prescindere, e un ministro dell'interno, appunto Matteo Salvini, che portava avanti la politica dei porti chiusi e rivendicava il diritto di uno Stato-nazione di presidiare i propri confini, cioè rivendicava un'ovvietà che oggi come oggi è un'ovvietà rivoluzionaria, tant'è che alla sbarra per questa ovvietà e rischia 6 anni. Dopodiché avviene che questa nave si mette davanti a Lampedusa, inizia questo tira e molla con tutto il battage mediatico, sale Richard Gere, la star hollywoodiana, sale, fa la photo opportunity con i migranti, con francamente anche un uso un po' così diciamo strumentale, no? Cioè il divo arriva, fa la photo opportunity, poi se ne ritorna nella villa di Los Angeles, ma intanto si dice che c'è questo barbaro italiano Matteo Salvini che non fa sbarcare queste persone. Alla fine di questo caravanserraglio mediatico, dopo 6 giorni che sono davanti a Lampedusa, questi migranti sbarcano, erano stati fatti sbarcare bambini, donne e coloro che stavano male. Questo non so perché, non lo si ricorda mai, ma è ovviamente elemento dirimente. Poi cosa si innesca? Si innesca la schizofrenia politica.
era il momento in cui andava definitivamente in crisi il governo giallo-verde, e quindi quello che volte precedenti era stato un atto non solo condiviso ma rivendicato da tutto il governo giallo-verde, improvvisamente lo stesso atto diventa una follia di Salvini da cui tutti provano a dissociarsi, nonostante fosse nel punto del contratto di governo, il punto dei porti chiusi e del contrasto all'immigrazione clandestina, nonostante Conte l'avesse rivendicato in conferenze stampa con Salvini, nonostante fosse chiaramente la politica di quel governo, perché lo era stato fino a lì, improvvisamente diventa una mattana singola di Salvini, e tutto il mainstream ci crede, ovviamente tutto il mainstream alimenta questa narrazione. Questa schizofrenia politica si evolverà o involverà ulteriormente poi nella, francamente non esiste altro termine, vigliaccheria umana, per cui c'è stata la sfilata dei ministri pentastellati, perché non si chiamano più grillini, all'insegna del non mi ricordo. Un caso di amnesia collettiva pazzesca, cioè nessuno ricordava quel caso e comunque non c'entrava niente con loro. Sono gli stessi che andavano in TV a rivendicare i porti chiusi, a dire, vedi Toninelli, che senza di loro Salvini non avrebbe potuto fare niente. Una parentesi veramente di tristezza umana all'interno di questa vicenda folle. E poi cosa succede? Poi scatta un classico italiano, cioè la giuridizzazione della battaglia politica. C'è la richiesta dell'autorizzazione a procedere, viene votata anche da Matteo Renzi, e lo ribadiamo oggi, siamo felici del suo proscioglimento, siamo felici della sua retorica garantista, non fu per nulla garantista nel caso di Matteo Salvini, votò l'autorizzazione a procedere per un processo chiaramente politico, quindi i garantisti a corrente alternata. E quindi la follia realizzata del processo, del fatto che un politico in Occidente ha dovuto rispondere, e oggi rischia di essere condannato, ripeto, 6 anni, in un'aula di tribunale della sua linea politica. Questo è come dire, velocemente il riepilogo della storia. È una storia talmente storta e inaccettabile, appunto, in un contesto liberale occidentale, per cui la cosa migliore oggi ci sembra la seguente. In attesa ovviamente della notizia della sentenza che siamo pronti a darvi in diretta, abbiamo scelto di rimandare l'arringa difensiva finale dell'avvocato Giulia Bongiorno. Perché? Perché lo giudichiamo un grande documento civile che seziona proprio questa stortura e la ricostruisce nei suoi meccanismi ideologici, politici, strumentali, non tecnici, perché da un punto di vista tecnico non c'è niente, se no, come abbiamo detto più volte, sarebbe a processo anche Luciana Lamorgese, che si regolò in modo analogo successivamente, in alcuni casi. E quindi ci sembra la cosa migliore riascoltare Giulia Bongiorno, una ringa potentissima, appunto un grande documento civile, perché per chiunque coltivi una minima onestà intellettuale, la verità è lì, la ciccia della cosa è lì. Fu un atto politico-amministrativo uguale ad atti precedenti rivendicati dall'intero governo, e al massimo, se c'è una condotta un po' in alcuni punti ambigua, fu quella di Open Arms, come ricostruisce puntualmente Bongiorno. Quindi, cari ascoltatori, ora di seguito, e ringrazio di nuovo i colleghi di Radio Radicale, grazie ai quali la mandammo in diretta 2 mesi fa, rimandiamo la ringa di Giulia Bongiorno, perché la vicenda e il senso di essa sono racchiusi tutti lì, pronti ad aggiornarvi ovviamente appena ci sarà la sentenza. Grazie a tutti, vi aspetto a tra pochissimo. Tra un manifesto e lo specchio